Le cose che sono emerse in questa prima parte del nostro incontro sono tantissime. Primo, l'equilibrio tra pubblico e privato. Secondo, l'attenzione alle microimprese. Il dato che la Banca d'Italia ha indicato è impressionante, no? Il fatto che le micro e le piccole imprese abbiano visto calare i loro prestiti dal 4 al 7%, è un dato impressionante, quindi si parla sicuramente di garanzie, ma si parla di tessuto imprenditoriale di questo Paese, che ha bisogno di questo tipo di struttura. E poi rubo la parola del dottor della Banca d'Italia, il ruolo di mediazione. Mediazione. Il sistema bancario probabilmente ha bisogno di questo tessuto connettivo che è fortemente capillarizzato. All'inizio si chiamavano, mi hanno spiegato, cooperative di garanzia, all'origine della loro storia, poi la storia è cambiata, c'è una legge e, diceva prima il Presidente, qui bisogna dotare il sistema dei confidi di un vestito legislativo più adeguato a questi tempi. Allora comincerei da De Bertoldi. Ecco, dal suo punto, no, questo mondo è un mondo che ha dovuto affrontare uno tsunami che è quello della pandemia, pur restando solido e prossimo alle imprese, perché poi le imprese vogliono che questo sistema dia risposte, e c'è questo nuovo equilibrio che va trovato tra la garanzia pubblica e la garanzia privata, perché quel numero secondo me va sottolineato. I soci di Confidi sono 560.000, cioè sono molti di quei 4 milioni di piccole e medie imprese che ci sono in Italia. Prego. Grazie. Mi permetto innanzitutto di rivolgere il mio saluto più sincero e vicino, anche per il mio ruolo professionale di commercialista, prima ancora che quale politico qui a rappresentare Fratelli d'Italia. Il saluto che voglio rivolgere a ciascuno di voi per il vostro impegno e naturalmente il ringraziamento al Presidente Campaioli per l'invito che mi ha rivolto. Io credo che il vostro ruolo sia stato fondamentale per quella crescita del Paese negli anni che così giornalisticamente vengono definiti del miracolo economico. Voi nascete alla fine degli anni 50, se la memoria non mi inganna, nel 56, nascete quindi proprio nel cuore della ripresa del Paese. Noi negli anni 60 e 70 siete stati il motore, soprattutto penso anche ai territori come il mio, io provengo dal Trentino, il cuore diciamo dello sviluppo, le PMI, ma più che le PMI, le microimprese, le ditte individuali, perché non dobbiamo dimenticarci che i vostri interlocutori, e che dovrebbero essere di più anche gli interlocutori della politica e quindi di noi che qui la rappresentiamo, sono quelle imprese che spesso hanno 1, 2, 3, 4, 5 dipendenti. Le ditte individuali erano ancora nel 2020 il 60%, le microimprese fino a 6-8 addetti erano il 33%, cioè questi sono i numeri del nostro tessuto produttivo. Ecco il perché alle volte, non voglio allargarmi, quando noi rivolgiamo delle critiche alle interpretazioni normative che l'Europa fa sul nostro contesto produttivo, noi diciamo dobbiamo ricordarci di quello che è l'Italia. L'Italia è cresciuta nel sistema produttivo grazie alle microimprese, alle ditte individuali, cioè a coloro che voi avete accompagnato nello spirito cooperativo, e anche qui il mio territorio dal quale nasce la cooperazione. Insomma, noi proveniamo, e vedo anche tra coloro che ci ascoltano un mio carissimo amico e vostro collega che proviene dal Trentino. Noi veniamo dal territorio di Don Guetti, ecco, voi nascete nello spirito storico di Don Guetti, della cooperazione, di quelle realtà mutualistiche che stanno vicino a quelle piccole imprese che senza di voi non avrebbero potuto ascendere nella crescita economica loro e ovviamente del sistema paese. Però ovviamente oggi, come in tutte le cose, siamo di fronte a un cambiamento e quindi noi stessi, noi commercialisti, il mio studio, che si è interfacciato ovviamente spesso con voi per assistere i propri clienti, oggi noi dovremo guardare da professionisti e da politici a voi anche in un altro modo. Io dico e sottolineo anche, non è che adesso qualcuno può venire qui a dirvi dimentichiamoci le garanzie, facciamo altro. Io dico, voi ovviamente
dovrete riflettere sull'evoluzione, perché certamente la pandemia, con il sistema delle garanzie gratuite dello Stato, delle garanzie pubbliche, che erano ovviamente più vantaggiose di quella che è la garanzia del sistema privato, ovviamente che anche voi potevate prestare, ha cominciato, ha dato la stura, vorrei dire, a un percorso di necessario evoluzione del sistema dei confidi. E quindi voi dovrete affiancare a quella che dovrà comunque rimanere un'attività pregnante e fondamentale, dovrete affiancare altro, cioè quello che oggi serve alle PMI, come serviva allora, ma che serve anche al sistema bancario italiano, perché oggi le modifiche che soprattutto la scorsa legislatura ha portato al sistema bancario hanno fatto sì che, purtroppo dico io che ne sono stato anche in certi momenti un contestatore, alle banche di territorio, a quelle banche che più si accompagnavano alle nostre imprese di riferimento, si sono sostituite delle banche spesso grandi, importanti, che sono scappate dalle valli, dalle province, dalle montagne. E quindi ecco che rimanete voi come interlocutori di quelle piccole imprese, come lo eravate negli anni 60, 70 e lo siete tutt'oggi nell'ambito delle garanzie. Oggi voi dovrete essere in grado di dare a queste imprese delle assistenze ulteriori. Ecco la necessità di una legislatura che io credo, insieme ai colleghi di maggioranza e anche di opposizione, perché la mia trasversalità quando tratto di materia economica e imprenditoriale è assoluta. Io credo che quando si devono fare delle cose buone si devono fare anche in modo trasversale. E quindi noi dovremo impegnarci per realizzare un quadro normativo che permetta a voi di poter estendere la vostra attività. Ad esempio un dilemma, un punto, non so se ne avete già discusso, se ne discuterete, è quello di capire magari per ovviamente i confidi di maggiori dimensioni, quelli per intenderci vigilati da Banca d'Italia, capire, e quindi la gran parte dei vostri confidi, capire se potrete avere dello spazio anche nella concessione del credito. E penso soprattutto al credito della piccola impresa, della piccolissima impresa, alle esigenze di cassa. Ecco, anche qui voi ritengo potrete avere un ruolo. Certamente bisognerà modificare la normativa per andare in questa direzione e mi avvio a concludere. Ma penso anche e soprattutto al tema dell'intermediazione finanziaria. Qui è un altro pallino che io ho da tempo, che è quello di favorire il passaggio della grande risparmio nazionale nell'economia reale. E allora chi meglio di voi potrebbe porsi come punto di riferimento e di collegamento tra quelle realtà finanziarie che possono gestire, che gestiscono il risparmio, e la piccola impresa che tanto ha bisogno nel private debt come nel venture capital di avere un introito di capitali. Ecco quindi alcuni piccoli percorsi che potrebbero vedere come ad esempio il tema anche dei bandi pubblici, delle agevolazioni pubbliche, il tema del PNRR, la Commissione Attività Produttive della Camera nella scorsa legislatura ha proprio fatto riferimento a voi per essere presenti nel campo del PNRR, nel coinvolgimento delle PMI. Quindi questi temi sono quelli sui quali si dovrà lavorare in Parlamento per caratterizzare il domani dei confidi, un domani che io mi permetto di dire, sono certo, sarà altrettanto radioso per voi e quindi per le imprese che a voi si rivolgono, quindi per il nostro Paese, come lo è stato negli anni passati. Grazie. Il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto ha detto ascolterò le ragioni, e già il principio dell'ascolto che tante volte non si utilizza è un metodo di avvio verso le soluzioni che soprattutto nel campo dell'impresa è necessario. Quindi insomma sentiamo i suoi impegni e sentiremo anche quelli degli altri, sia della maggioranza che dell'opposizione, sulle cose che si possono fare. Vado da lei, Misiani, perché una delle cose che è affiorata negli interventi precedenti è l'elemento della complementarietà. No? Noi siamo un paese che è fatto di tante facce e quando ne vogliamo adottare solo una, come quella pubblica, commettiamo un sacco di errori, che poi questo succede. Ecco, in questa fase, questo vestito legislativo, questa complementarietà e poi anche questi mestieri che si possono aggiungere e che fanno parte del patrimonio fondativo dei confidi,
questa relazione con l'impresa forte, come si può fare in modo di agevolarla in qualche maniera? Prego. Buon pomeriggio, grazie per l'invito, un ringraziamento a Fedart, al Presidente Campaioli per la possibilità che mi avete dato di ascoltare i dati, le considerazioni e le riflessioni molto utili. Condivido le valutazioni di Andrea, del mio collega De Bertoldi. Voi storicamente rappresentate e avete svolto e continuate a svolgere un ruolo preziosissimo per il sistema delle micro e piccole e medie imprese italiane, che sono e rimangono il cuore della nostra economia. Però siete regolati da una legge quadro del 2003, ma nel frattempo il mondo è radicalmente cambiato. E lo diceva Campaioli nella sua relazione. È cambiato per il downgrade, che ha stravolto il tema della ponderazione, è cambiato per le crisi finanziarie, quella del 2008, la doppia recessione, la crisi del debito sovrano del 2010-2011 e la crisi pandemica prima ed energetica poi, che sta provocando quelli che il Presidente Campaioli ha giustamente chiamato eventi imprevedibili e dirompenti. Ora, io credo che noi dobbiamo, in questo mondo di eventi imprevedibili, discriminare tra tutti questi cambiamenti che hanno investito il nostro mondo, il vostro mondo, i cambiamenti congiunturali che sono destinati a rientrare e quelli invece che hanno una natura strutturale. E noi dobbiamo dare risposte, noi legislatori e voi che operate nel mercato, ai cambiamenti strutturali. Veniva richiamato il tema dell'intervento pubblico. Ecco, io ero al Ministero dell'Economia e delle Finanze quando l'Italia ha affrontato il primo lockdown e la peggiore recessione dal 1945, anche Mario era in quel governo. Credo che la scelta, sfruttando la normativa europea, il temporary framework, di utilizzare al massimo i nuovi margini permessi dal regolatore europeo sulle garanzie pubbliche, abbia dato un contributo decisivo per salvare la nostra economia. E questo è un dato, è un punto di partenza che non dobbiamo mai dimenticare. Se c'è una enorme differenza tra il modo in cui è stata gestita la crisi pandemica rispetto alla crisi del 2008-2009, è stato il sistema di garanzie pubbliche gratuite che è stato messo a disposizione delle imprese italiane. Abbiamo evitato un drammatico credit crunch e abbiamo evitato che la pesantissima recessione si avvitasse in una vera e propria depressione dell'economia. Però certo noi oggi dobbiamo ritrovare un equilibrio tra la presenza pubblica e il ruolo degli operatori privati e in particolare del sistema dei confidi, perché le regole europee ritorneranno alla normalità, però certo dobbiamo sapere, ce lo ricordava il dottor Finaldi Russo nella sua interessantissima presentazione, che comunque noi non torneremo al modello pre-crisi. Questo è un primo punto. Il sistema pubblico chiaramente sta già ridimensionando la propria attività, lo si vede nei numeri del Fondo Centrale di Garanzia e di SACE, ma non penso che torneremo sic et simpliciter a quello che era il panorama del 2019 pre-Covid. Così come non torneremo, ai noi, e in questo sono d'accordo con Andrea, al modello di credito del passato. Io vengo dalla provincia di Bergamo, è una provincia fatta di grande tessuto imprenditoriale, micro, piccole e medie imprese, anche grandi imprese, un modo di fare banca di prossimità che ha segnato lo straordinario sviluppo del mio territorio come quello di tanti territori del nostro paese. Ecco, quel modo di fare banca è radicalmente cambiato. Ci sono stati processi di aggregazione, ci sono stati processi di razionalizzazione che hanno prodotto i numeri che ricordava il dottor Finaldi Russo. Quel modo relazionale di fare banca e di rapportarsi con le micro e piccole e medie imprese non c'è più e anche questo impatta sul ruolo che il sistema dei confidi poi deve assumere nel futuro.
Giustamente veniva ricordato che la finanza alternativa, che pure è un mondo su cui è necessario scommettere e puntare, non sostituirà il rapporto storico che le micro e piccole imprese hanno con le banche. Ultimo punto strutturale, ancora una volta, pur accelerato dai cambiamenti degli ultimi anni, c'è una domanda di informazioni del sistema del credito in rapporto a quanto si muove nel mondo delle micro e piccole imprese, che da qualcuno deve essere soddisfatta. Ecco, vedo questi cambiamenti strutturali, alcuni positivi, altri negativi, credo che indichino alcune linee guida, alcune direzioni di marcia che dobbiamo saper cogliere tutti insieme, voi naturalmente perché operate in quel mondo, noi perché in Parlamento, chi sta oggi al governo, abbiamo la responsabilità di trovare, di definire il miglior quadro regolatorio. Condivido molto, lo diceva il Presidente Campaioli, lo ha ribadito anche Andrea adesso, che quel quadro regolatorio è ormai superato. Quella legge è da rivedere e questo è un bel compito per la legislatura che si è appena aperta. È un bel compito. E siamo anche in una fase interessante da questo punto di vista, perché se Dio vuole stiamo uscendo definitivamente da una prima emergenza, stiamo affrontando ai noi una pesante crisi energetica, una recessione speriamo la più breve possibile tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, però insomma iniziamo a capire quello che è cambiato, quello che rimarrà, che avrà carattere strutturale di questi cambiamenti, e possiamo e dobbiamo attrezzarci di conseguenza. E allora io credo che dobbiamo ragionare insieme su quale sia, va di moda dirlo, il new normal nel mondo del credito rivolte alle micro e piccole imprese, quale nuovo equilibrio tra pubblico e privato dobbiamo ricercare, e naturalmente non può essere l'equilibrio che c'è stato durante l'emergenza con quella dilatazione emergenziale dell'intervento pubblico che deve rientrare per lasciare nuovamente spazio agli operatori privati, e dobbiamo trovare le regole legislative che diano al sistema dei confidi quel ruolo, io dico di ponte tra il sistema delle micro e piccole e medie imprese, che rimarrà il cuore dell'economia italiana, ma che anch'esso deve affrontare un enorme processo di cambiamento, pensiamo alla doppia transizione ecologica e digitale, e il sistema del credito che è cambiato enormemente in questi 20 anni, che cambierà ulteriormente, pensiamo al processo di digitalizzazione, al fintech, a tutto quello che sta trasformando radicalmente il volto del credito. Ecco, però serve un ponte, e chi meglio di voi? Chi meglio di voi, che ha nel DNA il costruire un rapporto, un patrimonio di conoscenza nei confronti delle imprese associate e il compito, la mission statutaria di facilitare l'accesso al credito per imprese che continueranno ad avere bisogno di credito, anche se i numeri che sono stati mostrati sono preoccupanti, devono farci riflettere, e siccome noi, credo tutti in questa sala, continuiamo a credere che lo sviluppo di questo Paese nei prossimi anni dipende in primo luogo da quello che accadrà nel sistema delle piccole imprese, ecco, il vostro compito è un compito strategico. Discutiamo assieme in questa nuova legislatura che si è appena aperta quali regole possono rendere a voi questo compito più facile e all'economia italiana più agevole la strada di una nuova stagione di sviluppo. Mi pare dalle cose che sto ascoltando che questo vestito legislativo, una strada per percorrere dei meccanismi di cucitura si potrebbe individuare. Mi veniva in mente, mentre ascoltavo, mi venivano in mente due cose. Primo, la gestione del rischio che è connaturata al vostro mestiere sta cambiando, i meccanismi di garanzia stanno cambiando, però resta fondamentale per garantire, lo ripeto, il tessuto imprenditoriale di questo Paese. Io mi immagino il vostro lavoro come tante sentinelle di complessità, di risposta a esigenze, mentre un pezzo di credito si sta muovendo con gli algoritmi.
che pure hanno una loro funzione. Io non sono perché l'algoritmo sia il nemico. L'algoritmo è una cosa che può aiutare in alcune scelte, ma quello senza la mediazione di chi è di prossimità e conosce nel volto l'imprenditore o l'imprenditrice, quello per un paese come il nostro può essere una grande fragilità. Io adesso abbiamo collegato Alberto Baban, responsabile dello sviluppo economico di Azione. Ecco, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, continuo a usare la metafora molto efficace del vestito legislativo, no? A 20 anni data, quella norma ha svolto la sua funzione, in mezzo sono successe tutte le cose che conosciamo nella nostra esperienza e che ci sono state ricordate. Ecco, quali sono gli aggiustamenti o gli interventi che si possono fare, io dico anche per aiutare il sistema bancario, perché il sistema bancario ha bisogno di interlocutori sofisticati, come possono essere i confidi, che riescano a fare da tramite o da ponte tra l'impresa e i loro processi decisionali. Prego. Allora, intanto grazie per l'invito, grazie al Presidente Campaioli e ovviamente a chi mi ha preceduto. Allora, io direi che prima di tutto bisogna, per riuscire a rispondere alla sua domanda, cioè a capire qual è l'intervento giusto legislativo e quali sono gli attori o come si possono modificare le regolamentazioni degli attori, bisogna comprendere e analizzare che cosa sta succedendo sul mercato delle imprese, perché comunque l'attore principale ovviamente è comunque il destinatario, è il sistema economico delle imprese. L'avete detto tutti, mi sembra quasi inutile citarlo, le imprese italiane rispetto anche al panorama europeo sono diverse nella dimensione, nella numerosità e nella dimensione, sono tutte microimprese, la stragrande maggioranza, se parliamo dal punto di vista numerico, è abbondantemente sopra il 95%, saremo al 97-98% di microimprese, poi parliamo di piccole imprese e poi pochissime medie e grandi imprese, purtroppo. Quindi la questione dimensionale ha una fotografia, tra l'altro, che si complica perché nel quadro non c'è una spalmatura parittica tra il nord, il centro e il sud, e tra l'altro non meno dal punto di vista di mercato, di approdo al mercato, anzi, c'è una grossa differenziazione tra molte imprese che lavorano con il reparto pubblico, che sono più concentrate verso il centro-sud, e moltissime che invece godono ancora di quello che ovviamente è la cosa più positiva, cioè un mercato più ampio internazionale, che sono le imprese che sono al nord. E questa è un'analisi impietosa, storica, perché in realtà il nostro sud non solo non se lo merita, ma bisogna sempre riuscire a capire se ci potrà essere questa benedetta svolta e riuscire ad avere anche un impianto di imprese di medie, grandi dimensioni o comunque dislocate anche nel sud del nostro paese. E quindi se partiamo dall'attore principale, cioè dal destinatario, che sono le aziende, voi lo sapete perfettamente che cosa è successo negli ultimi 20 anni, gli anni della globalizzazione, gli anni delle delocalizzazioni, gli anni del processo inevitabile di trasformazione totale, gli anni dove la tecnologia ha trasformato impianti e ecosistemi di imprese, gli anni in cui le imprese sono dovute andare a trovarsi mercato non solo locale e nemmeno un mercato di prossimità, cioè quindi l'impresa che internazionalizzava prima aveva come unico riferimento i cugini di Oltralpe, la Germania innanzitutto, e poi insomma l'internazionalizzazione per noi significava più mercati europei, poi l'internazionalizzazione è diventata veramente globalizzazione, perché siamo andati a conquistarci e continuiamo a conquistarci una fetta sempre più importante di mercati internazionali. Questo, diciamo, nella spinta che c'è stata nei primi 20 anni è sempre inciampata in fattori esogeni di dimensione colossali, perché il tema vero è che nella modificazione del sistema delle imprese in realtà sono intervenuti dei fattori che hanno radicalmente ogni volta ci hanno fatto riportare a zero. Li avete citati voi, i periodi insomma sono da partire dall'1, le Torri Gemelle, poi la crisi finanziaria del 7, dell'8, la crisi nostra dello spread dell'11, del 12 e poi di nuovo insomma
la parte che insomma è molto più recente, quindi la pre-pandemia, il percorso pandemico, ma poi quello che è successo, che è molto nuovo, e arrivo anche a fare considerazioni del prossimo domani, che è molto nuovo, è cosa è successo quando si è allentata un po' la morsa della pandemia. Quindi il secondo semestre del 21 è uno scenario completamente nuovo, perché in realtà sono imprese più mature in un mercato che ovviamente si è evoluto nella sua fase sia della globalizzazione e dell'internazionalizzazione, ma anche sulla sua fase tecnologica, di spinta tecnologica, e nel 21, quando si è riaperto il mercato, è successo un fenomeno a cui non eravamo assolutamente preparati, cioè una scarsità di materie prime, irreperibilità di materie prime, un costo delle materie prime che è schizzato letteralmente, che poi ovviamente con il fattore guerra, quindi da febbraio di quest'anno, si è complicato ulteriormente, perché la materia prima di cui noi disponiamo in maniera rara e costosa, che è l'energia, ci ha ulteriormente penalizzati fino ad arrivare ad un collasso, perché questo è stato nei mesi scorsi, che è stato tamponato da situazioni ovviamente di intervento sempre statale, di intervento ovviamente temporaneo. Perché il tema è questo, cioè se effettivamente si torna a una situazione come è stato il secondo semestre del 21, comunque questo anno che si è spostato, diciamo, quello che è partito col secondo semestre del 21 e il primo del 22, dove abbiamo galoppato perché stavamo cercando di recuperare dei numeri importanti di PIL, quindi i numeri insomma li abbiamo visti e ci hanno anche stupito e ci stanno stupendo positivamente. Beh, cosa succederà se si allenta anche la morsa dell'energia oppure speriamo presto finisce la guerra? Succede come prima? Io ho esperienze dirette perché ho diverse imprese e vi ricordo che prima della pandemia un nolo di un container di oltreoceano, anzi dall'Asia, costava $1.500. Sono arrivato a pagarlo $18.000, adesso è ridisceso ma non è tornato più a quei $1.500, intorno ai $4.000. Quindi persino l'incidenza di una cosa che porta zero valore aggiunto, che è il trasporto, cioè la parte logistica, ha trasformato radicalmente il costo delle materie prime. E qui arrivo a questa prima analisi, perché le aziende sono le stesse di prima o con il fatto che il fattore esogeno e il fatto che le nostre aziende non solo sono di piccola dimensione, ma siamo dei trasformatori, perché le nostre aziende sono più business to business che business to consumer. Quindi sono dei grandissimi esempi di produttori di componentistica eccellente, macchinari. Noi siamo i leader assoluti sulla parte del macchinario complesso, la meccatronica. Allora, in questo percorso di questi costi che sono radicalmente cambiati, come sono i margini delle aziende del 21 e come si presentano nel 22? Perché sono cresciuti i fatturati conseguentemente al fatto che abbiamo rivisitato tutti i listini, ma come si sono compressi i margini? E allora la fotografia dell'azienda del 21, anzi pre-pandemica, o quella del 21, o quella del bilancio del 22, cosa comporta di fronte alla rigidità invece del modello di analisi bancario per l'offerta creditizia? Questo è un tema complicatissimo perché ovviamente non solo a questo punto capito qual è la prossimità, la difficoltà e probabilmente una parentesi prossima, perché nella speranza, come dico, che finisca al più presto il conflitto, io sono assolutamente convinto che ci ritroveremo in un'altra fase simile al secondo semestre del 21. Quindi mercato interessante che si apre, opportunità, però dal punto di vista delle materie prime io vi dico che compravo dei chip a $2 e sono riuscito a pagarli all'asta a $120 lo stesso identico chip, lo stesso. E ancora adesso, per esempio, l'elettronica è introvabile e ha tempi di consegna che sono intorno all'anno. Quindi insomma è una condizione in cui pre-pandemia in tutta la mia carriera imprenditoriale non mi sono mai trovato. Quindi costruire un sistema di protezione, cioè l'impianto politico legislativo deve prima di tutto avere chiaro una cosa: dobbiamo proteggere il sistema di imprese e di aziende, perché è un sistema in cui la radicazione
come si presenta poi sulla conseguenza ovviamente di posti di lavoro, della tenuta sociale, della tenuta economico-sociale, cioè la complessità del nostro sistema, che è quello italiano, ovviamente passa attraverso il fattore che dobbiamo assolutamente sostenere il nostro sistema della di impresa. protezione. Grazie. Grazie, poi magari gli altri spunti li offrirà nel secondo giro. Grazie. Assolutamente sì, grazie. Lei a un certo punto ha detto la rigidità del sistema bancario, mi pare una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo e che chi immagina di tornare a un livello pre-crisi si sbaglia. Cioè il tempo che ci avviamo e che si sta gestendo adesso sarà comunque un tempo diverso. E credo che sarà un tempo misto di algoritmi e persone per risolvere le questioni. Vengo da lei, Rubano. Torno sempre al vestito legislativo, no? E soprattutto a questo aspetto. Noi siamo partiti parlando delle garanzie, poi abbiamo parlato del sistema bancario e adesso il focus si è spostato sui protagonisti di tutto questo, cioè le imprese. Perché poi il punto talvolta, e lo diceva prima Campaioli, bisognerà trovare un terreno, non l'ha definito un tavolo, in cui tutti questi interlocutori, banche, confidi e imprese, trovino percorsi di sintesi. Perché non è che uno può fare, non è che le garanzie sono una cosa e le imprese sono un'altra. Prego. Io innanzitutto la ringrazio. Si sente? Ringrazio la federazione, l'organizzazione per l'invito rivoltomi, il parterre qualificato che motivano anche l'iniziativa parlamentare di chi come me, giovane sindaco, quindi in linea con un pragmatismo territoriale quotidiano, deve disegnare quella che è la propria prospettiva parlamentare, quindi il parlamentare, per quanto mi riguarda, è colui che dona la magna pars di sé agli interlocutori, in questo caso ai confidi. E mi premeva non soffermarmi sulle analisi che il Presidente in maniera scientifica ci ha illustrato con autorevolezza, appunto con pragmatismo di chi interpreta le esigenze di chi assapora gli entusiasmi, ma di chi vive anche le criticità del settore, quindi della categoria delle piccole e medie imprese. Io mi voglio soffermare sulle prospettive, quindi come lei diceva, l'inizio dell'attività legislativa, quindi creare, voglio essere eufemico rispetto alla categoria, e insieme a me sicuramente lo saranno gli amici relatori, rafforzare il rapporto tra istituzioni, in questo caso l'istituzione parlamentare, quindi il legislatore, e gli interlocutori, quindi in questo caso i confidi. Dobbiamo attivare un'interlocuzione più costante, più vera, autentica e quindi significa pragmatica. Quando parliamo di pragmatismo significa che gli interlocutori debbono avere la pazienza di calarsi nel ruolo, nelle esigenze, nel leggere le criticità e tradurre in realtà legislativa un percorso. Per giocare insieme una partita e vincerla significa che gli interlocutori devono essere chiamati a scrivere insieme le regole. Quindi la politica può, deve creare un sinallagma, mi riferisco alla politica di carattere istituzionale parlamentare nel caso di specie, con il parterre qualificato che è ben incardinato nel tessuto socio-economico del nostro paese. Quindi anche tutti i colleghi, in verità lo accennava anche prima il collega di Fratelli d'Italia, diceva è insieme che bisogna generare un percorso, inaugurare una stagione parlamentare legislativa forte, vigorosa. Non può prescinderle un'interlocuzione, quindi la prospettiva, quindi è la magna parsa, credo, del tema di questo dibattito. La prospettiva si costruisce, si concepisce attraverso un rapporto. Il rapporto è concreto quando si vive e noi siamo qui
non solo a testimoniare con la nostra presenza una vicinanza, diciamo, di dibattito, di analisi, di diciamo confronto, e quindi creare la complementarità, quindi un equilibrio tra la garanzia tra pubblico e privato, ma proprio ad inaugurare una nuova stagione di interlocuzione, un rapporto forte che non ci faccia immaginare una prospettiva rosea, ma che ce la faccia vivere. E da sindaco dico che quando si affronta un problema insieme, spalla a spalla, si vince, la prospettiva è certa e non sarà mai all'orizzonte, ma è prossima. Grazie. Grazie. Adesso arrivo al senatore Turco. A proposito della garanzia pubblica che si è dovuta a un certo punto creare perché altrimenti il sistema industriale economico italiano si sarebbe fermato. Dunque, però adesso, fatta questa esperienza necessaria, bisogna trovare un nuovo equilibrio. Questa è una prima parte. E un'altra cosa volevo chiederle, che è affiorato anche in questi interventi precedenti. C'è anche un aspetto di formazione finanziaria degli imprenditori. Io sono convinto che in tante situazioni può sembrare di dettaglio, ma è anche una questione di linguaggio. A un certo punto il responsabile della Banca d'Italia ha detto: per le banche il ruolo di Confidi può essere così importante perché significa poter arrivare già con sintesi di quello che devi fare. Perché le banche hanno dal loro canto Basilea con tutti i famosi algoritmi, e quindi dice: io questo linguaggio non lo comprendo, non lo posso utilizzare se qualcuno mi accompagna in questo. Quindi è proprio, si tratta di mettersi lì e immaginare un percorso di modifica. La parola riforma a me fa sempre un po' paura, perché sono più quelle di cui abbiamo detto sui giornali che poi non si sono realizzate. Invece le modifiche sono cose più pragmatiche, no? Come diceva prima Rubano. Prego. Sì, io innanzitutto... Sentite? Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per questa opportunità e soprattutto il Presidente Campaioli. E ringrazio anche i colleghi per gli spunti di riflessione che mi sono stati, diciamo, anche rivolti, e ricordo anche con il collega Misiani l'emergenza che noi abbiamo affrontato insieme nel corso della pandemia, dove il ruolo della garanzia pubblica, il ruolo quindi che noi abbiamo assegnato al sistema bancario e a tutti i soggetti interni ed esterni, compreso le Cofidi, hanno permesso alle piccole e alle micro, soprattutto imprese, di sopravvivere, e poi grazie a loro noi siamo ripartiti prima degli altri paesi europei, perché il nostro PIL diciamo, è cresciuto immediatamente e con tempi che hanno preceduto quelli degli altri paesi europei, e questo grazie al nostro sistema bancario e grazie a tutto il sistema dell'intermediazione. E quindi le garanzie pubbliche nel caso dell'emergenza Covid hanno funzionato. Si diceva però il rapporto tra legislazione e quindi come si scrivono le norme, che però le norme vanno scritte in relazione anche al nostro tessuto economico. E questo forse il legislatore negli ultimi decenni molto spesso ha dimenticato, che il nostro tessuto economico è formato soprattutto da micro e piccole imprese, che poi rappresentano diciamo, la nostra spina dorsale, con delle criticità in termini di capitale, in termini di autonomia finanziaria, però è proprio lì che c'è quel capitale intellettuale dinamico che ci permette ogni volta di superare le emergenze. Ora, noi stiamo vivendo un'emergenza senza precedenti. Se noi consideriamo la storia economica degli ultimi 200 anni, noi non abbiamo mai vissuto un'emergenza che è già iniziata anche prima del 2007, poi abbiamo avuto questo picco nel 2007, poi stavamo uscendo molto lentamente, Covid, guerra,
anzi prima della guerra, emergenza energetica, inflazione anche prima, perché questi due fattori negativi hanno preceduto poi l'effetto guerra che ha diciamo, esaltato questi due aspetti negativi. Quindi oggi viviamo innanzitutto in un momento di grande incertezza, che è il grande nemico poi del credito e dell'accesso al credito. Incertezza da una parte, questa periodicità delle emergenze che ormai sta diventando un fattore con cui ci stiamo abituando anche a convivere. Però abbiamo altri nemici dell'intermediazione, altri nemici del credito, altri nemici dell'economia in generale, che sono le transizioni che noi dobbiamo portare a termine. Transizione digitale, la transizione ecologica, quella energetica. E quindi il quadro diventa sempre più incerto che dobbiamo affrontare. Poi abbiamo il tema inflazione, che è una tassa occulta che ormai sta colpendo i lavoratori, i salari, i redditi delle imprese, che contribuisce ancora di più a incrementare questa incertezza. Ecco perché di fronte a questo sistema che oggi è chiamato a dover risolvere queste incertezze e questi pericoli, abbiamo un elemento essenziale che dobbiamo andare a considerare, perché il credito senza la fiducia non supera il numero. Cioè noi possiamo anche affidarci al numero, però senza la fiducia il credito è difficile che venga concesso. E quindi questo cosa significa? Significa che oggi forse abbiamo l'opportunità di ripensare il nostro modello, diciamo, di banca, il nostro modello del sistema bancario, le nostre regole bancarie, che forse sono state concepite, quelle attuali, che oggi sono diciamo, controllate e governate dalla BCE e quindi poi a cascata, e quindi si faceva riferimento alla legge quadro, si fa riferimento anche indirettamente a Basilea, quindi tutto ciò che ha comportato, che vedevano un mondo e un modello di impresa che andava verso una direzione. Io il vostro mondo lo conosco molto bene, sia sul piano professionale, sono un docente universitario, ho fatto parte di diversi collegi sindacali, anche di Cofidi, ho partecipato attivamente anche alla costituzione di una banca di credito cooperativo, che ha fatto molto per il mio territorio e anche ha consentito, al di là della pandemia, di gestire anche al meglio la questione ILVA, dove c'erano tantissime imprese, soprattutto micro e piccole imprese, che sono sopravvissute grazie alla garanzia pubblica e grazie all'attività della Cofidi. Ora, a questo punto, cosa serve? Noi le emergenze innanzitutto non le abbiamo superate. Noi questa emergenza che stiamo vivendo è ancora più difficile rispetto all'emergenza Covid, perché l'emergenza Covid ha avuto un inizio, poi grazie a tutta una serie di misure ed una serie di supporti che la scienza ci ha dato, siamo riusciti a gestirla e a controllarla. Questa emergenza non sappiamo ancora come affrontarla. L'aspetto monetario, l'inflazione. Ma siamo convinti che l'inflazione è monetaria e che le misure che stiamo adottando sono corrette? Quindi facciamo una valutazione. È un'inflazione monetaria o un'inflazione da costo? Si faceva prima riferimento alle catene del valore, quindi alle catene di approvvigionamento, che sono cambiate. Sono cambiate per effetto anche delle 3 transizioni che dobbiamo andare a realizzare, per cui le materie prime stanno cambiando e cambieranno ancora di più. Per cui questo cosa significa? Significa che forse dovremmo andare a rivedere un po' anche le regole di accesso al credito, che oggi verranno minate se noi non rinnoviamo tutte quelle serie di agevolazioni che hanno permesso al nostro mondo economico, soprattutto quelle piccole, quelle micro,
di sopravvivere, che sono poi quelle anche più fragili. Per cui ecco il ruolo che a questo punto la mutualità e soprattutto la garanzia pubblica può dare al superamento di questo momento, anche perché abbiamo un altro pericolo che è dietro l'angolo, quello dei consumi. Cioè noi abbiamo un grande problema, stiamo aumentando i tassi, quindi ci sarà un problema di tassi alti che poi andranno a colpire anche la politica finanziaria delle nostre imprese, soprattutto quelle piccole, accesso al credito. Però attenzione, la politica monetaria con questi tassi elevati, è vero che non dobbiamo alimentare la spirale prezzi-salari, però attenzione, dipende da quali tipi di salari andiamo a considerare, perché ci sono salari poveri e quei salari poveri che fanno i consumi. Poi ci sono i salari ricchi, ma i consumi lì non varieranno. E quindi il problema è prezzi, salari poveri. Abbiamo il problema che se noi non interveniamo lì con delle misure concrete, qui abbiamo il problema della domanda che crollerà, dei consumi, sistema bancario, sistema imprese e quindi recessione. Quindi il messaggio: non è il momento oggi di ridurre la leva pubblica nell'ambito dell'economia. Sarebbe un grandissimo errore che farebbe prolungare ancora di più l'emergenza che stiamo vivendo e la possibile recessione che è dietro l'angolo, perché i numeri macroeconomici dicono che molti paesi europei, in particolar modo la Germania, ma noi in primis, a breve potremmo avere dei contraccolpi importanti se noi andiamo a fermare la macchina della pubblica di assistenza all'economia. Poi sono d'accordo con quanto letto, anche quanto sentito dal presidente di Federart con riferimento alla necessità di rivedere la legge quadro. E a questo punto alcune proposte. Io innanzitutto nella scorsa legislatura mi sono fatto carico da una parte di uno studio che ho portato a termine per motivi scientifici, dall'altra parte mi sono fatto carico anche di una riforma che metteva un attimo in discussione quella riforma sulle banche di credito cooperativo. Oggi assistiamo a una desertificazione bancaria, oltre 5.000 sportelli bancari che sono stati chiusi. Ci sono aree del sud che ho toccato anche con mano, ma anche in Abruzzo, dove ci sono paesi di montagna dove non c'è lo sportello bancario, cioè non c'è la possibilità da parte del cittadino di rivolgersi a uno sportello bancario o per prelevare o per versare. E quindi la desertificazione bancaria è un grande pericolo. Perché? Perché il sistema bancario che è stato disegnato e che è stato, ahimè, anche recepito in maniera forse ottimistica, perché si pensava che il mondo economico, il mondo delle imprese, il mondo bancario dovesse andare verso la grande dimensione, ma il nostro tessuto economico invece è rimasto ancora nella micro e piccola dimensione. Quindi forse quella riforma Renzi, quella riforma delle BCC e quelle regole che abbiamo recepito anche in maniera travisando poi alcuni dettati, alcune raccomandazioni della BCE, che poi, se andiamo a vedere con le raccomandazioni della Commissione europea del 2008, vanno un po' in contrasto, perché la Commissione europea da più parti esalta l'eccellenza delle micro e piccole imprese. Il compito del moderatore è quello di... E concludo. Chiedere, poi avremo anche un secondo giro. Mi scusi. E concludo, è la deformazione di un accademico che pensa di avere 2 ore di tempo, invece no. A questo punto cosa fare? Io innanzitutto sono convinto e ritengo a livello personale, poi con i nostri colleghi, con i colleghi anche in Commissione Finanze, anche con Antonio Misiani abbiamo un rapporto diretto, forse dovremmo aprire un tavolo, come si diceva, trasversale, l'abbiamo già tenuto nella scorsa legislatura anche con De Bertoldo in Commissione Finanze, dove forse noi, partendo dal nostro modello
economico-imprenditoriale diffuso, dobbiamo andare a rivedere le regole bancarie, dare la possibilità di accesso al credito con più facilità, e a questo punto i piccoli cofidi che hanno una valenza strategica anche in termini di consulenza ai nostri piccoli imprenditori, che molto spesso si rivolgono proprio a voi per richiedere un consiglio, per richiedere un parere sulla loro strategia imprenditoriale, diventa importante. Quindi andare a rivedere quella legge quadro, andare a rivedere e rivalutare la funzione delle cofidi e del fondo di garanzia, anche con un dubbio. E questo è una domanda. Garanzia pubblica, rischio pubblico, lavoro cofidi, sistema bancario utilizza a costo zero la garanzia pubblica, i profitti di quell'operazione rimangono al sistema bancario. Si potrebbe rivedere con un ristoro che una parte di questi profitti, e questa è la proposta che io prossimamente farò anche in Parlamento, che una parte di questi margini, di questo profitto, ritorni al fondo di garanzia, in modo tale da creare quella circolarità dell'autofinanziamento. Grazie. Grazie. Mi veniva in mente il vecchio modello della banca commerciale, dai tempi di Mattioli. Da un lato si mettevano i numeri, che erano fondamentali, dall'altro si mettevano le impressioni sugli imprenditori e le imprenditrici, cioè chi sono le persone, mettere insieme rating e fiducia. Ci siamo molto concentrati sul rating, che è fondamentale, perché non è che adesso diciamo che non serve, ha avuto e svolge una funzione, e adesso dobbiamo concentrarci di più sulla fiducia, che è più complicata da misurare. Avviamo questo secondo giro e dunque darei la parola al senatore De Bertoldi. Prego. Ma io ho apprezzato praticamente in tutti gli interventi la volontà da parte anche dei miei colleghi di ragionare non in un'ottica di parte, non in un'ottica esclusivamente politico-partitica, ma di cercare di aprire un dialogo e un confronto che io sono certo potremo in Parlamento tra maggioranza e opposizione andare ad esplorare assieme. Un confronto sull'evoluzione normativa che dovrà esserci, un'evoluzione che dovrà vedere protagonisti anche ovviamente voi che ne siete poi e ne sarete poi i beneficiari e i fruitori. E su questo tema credo che il vostro ruolo vada arricchito ulteriormente, nel senso che certamente vi sono delle criticità che dovremo affrontare, penso soprattutto al tema anche della governance, che certamente ha riguardato e riguarda i piccoli confidi, che però io, con il massimo rispetto ovviamente per le strutture esistenti, vedo un po' come realtà ormai marginali, e il futuro lo vedo incentrato sui grandi confidi, sulle realtà insomma che fanno parte anche del vostro tessuto. Quindi quella deve essere la prospettiva, ma la governance va sicuramente rafforzata, soprattutto io dico anche in termini qualitativi, perché quanto più si cresce, quanto più c'è necessità di professionalità e qualità nel poter essere davvero quel ponte del quale abbiamo detto noi tutti tra la piccola impresa nazionale e il sistema bancario. Quindi un rafforzamento della governance che permetta appunto a voi di essere quanto più interlocutori affidabili e per l'impresa ma anche per il sistema Stato, che in tante situazioni potrebbe guardare anche a voi come tramite appunto di dialogo con l'impresa. E anche qualche così provocazione un po' da avanguardia che a me piace ogni tanto fare, buttare un po' come sasso nello stagno, nel lago, valutare ad esempio anche il ruolo che, parlo proprio di una tematica attualissima, quella dei crediti d'imposta, il ruolo magari che nell'ambito della cessione dei crediti d'imposta potreste pure esercitare voi. Qui apriremo un tema per il quale ci vorrebbe da solo un convegno, però sicuramente il tema della moneta fiscale, il tema di una piattaforma finanziaria sulla quale far girare i crediti, ecco, sono tematiche che potrebbero appartenere anche alla piccola impresa e potrebbero appartenervi anche in funzione del ruolo che voi potrete assumere. Quindi ecco, tanti spunti per lanciare soprattutto a voi
in questo momento e anche per gli incontri che avrete, mi pare, anche domani, di portare alla politica, in questo momento a noi della maggioranza, ma anche ai colleghi dell'opposizione, portare appunto prospettive interessanti per creare una normativa più vicina ai nostri tempi, più vicina alle nostre imprese e in grado quindi di dare il là a un percorso virtuoso. Io ci credo come ho detto all'inizio del mio intervento e purtroppo devo concludere anche perché ho un treno che non mi vuole aspettare, ci credo anche però da commercialista, quindi da professionista che conosce le nostre imprese, conosce il vostro modo di lavorare e avrebbe bisogno da professionista di confidi ulteriormente più presenti, ulteriormente anche più capaci di offrire servizi innovativi. Ecco, assieme cerchiamo di tracciare il percorso che dovrà portare a un traguardo che sia di soddisfazione per tutti. Grazie ancora. Grazie. E invito tutti a stare nei 3 minuti e il senatore ha dato l'esempio con una idea, rafforzare la governance e ragionare sui crediti d'imposta, quindi dico a tutti di suggerire 1 o 2 cose che si possono fare per comporre questo vestito, chi ci mette le maniche, chi ci mette il risvolto, chi ci mette, in modo da avere punti su cui mi pare ci sono delle convergenze che devo dire non mi sarei aspettato, probabilmente ascoltare chi sta sul mercato rende anche il legislatore più attento alla ricerca di possibili punti di approdo. Quindi dunque ringrazio il senatore e do la parola a Misiani. Prego. Grazie, cerco anch'io di stare nei 3 minuti. E una proposta di metodo. Il tema che abbiamo affrontato oggi, le prospettive e la riforma delle regole per i confidi e più in generale il credito, il futuro del credito per le micro e piccole e medie imprese, io credo che sia di straordinaria rilevanza per il nostro Paese ed è un tema di cui si deve occupare il Parlamento. Ora, le commissioni finanze della Camera e del Senato sono guidate e hanno al loro interno molti parlamentari estremamente sensibili nei confronti di questi problemi, del tessuto imprenditoriale diffuso del nostro Paese, della necessità di garantire a queste imprese l'accesso al credito in un mondo che è radicalmente cambiato. Ora scegliamo Camera, Senato. Io credo che si possa seguire il metodo che abbiamo seguito per la riforma della giustizia tributaria, un ciclo conoscitivo in cui tutti gli stakeholders vengono in Parlamento a rappresentare la loro visione della situazione, delle prospettive e le proposte. Voi ragionerete, alcune linee guida sono state poste su una vostra proposta di riforma del sistema. Io credo che poi i gruppi parlamentari presenteranno le loro proposte. Noi del Partito Democratico siamo pronti a farlo, vogliamo dialogare con voi, con tutti i soggetti del vostro mondo per costruire una proposta credibile, lo stesso sono certo lo faranno gli altri gruppi e io credo che dal Parlamento possa venire la spinta per una riforma che ormai è un nodo ineludibile per tutto quello che abbiamo detto oggi. Oggi abbiamo registrato una convergenza trasversale e a noi che viviamo il Parlamento quotidianamente nelle commissioni e non solo nell'Aula, a noi non stupisce, ma perché per fortuna la grande maggioranza di noi è abituata a lavorare così. Siamo all'inizio di una nuova legislatura, credo che ci possano essere le condizioni per fare un lavoro positivo mettendo il Parlamento nella condizione di conoscere la situazione e le proposte e poi per poter fare un lavoro di deliberazione naturalmente in stretto contatto con quella che è la visione del governo e le proposte che verranno messe in campo. Credo che questo percorso possa partire, noi siamo una forza di opposizione, però vogliamo esercitare su questo e su altri temi il ruolo di un'opposizione costruttiva, che dialoga e che sulle cose concrete che non sono né di destra né di sinistra che servono al Paese si ritrova e può dare il proprio contributo. Grazie. Passo la parola ad Alberto Baban che è collegato, prego. Sì, grazie. Beh, rapidamente, diciamo che io vorrei essere ottimista, però allo stesso tempo invito tutti anche a prepararsi a un momento difficile perché credo
e purtroppo nei prossimi mesi ci sarà questo elemento che contraddistinguerà le nostre imprese. Lo dicono anche diversi centri studi che hanno già anche ipotizzato qualcosa di abbastanza pesante, sia nel clima recessivo, ma poi chi va a patire per prima saranno proprio le imprese. Attenzione molto al costo del credito. Questo modello di intermediazione che è anche stato suggerito dal Presidente tra pubblico e privato sulla nuova fase di gestione del credito ci vuole. Sicuramente l'intervento della finanza pubblica deve essere, se ancora largo, bisogna discuterlo sui piani europei, bisogna sempre ricordarci che i framework comunque hanno sempre un iter autorizzativo complicato, ancora discutere in Europa sul contrasto all'inflazione, che non bisogna seguire pedissequamente cosa fa la Fed, perché la BCE deve avere una sua linea propria, perché sono due tipi di inflazioni completamente diverse e quindi su questo bisogna stare molto attenti sull'innalzamento eccessivo del costo del denaro e ovviamente del controllo dell'inflazione. Un modello di incentivazione, rinnovare il modello di incentivazione delle imprese, perché si devono trovare pronti quando c'è una possibile ripresa, quel 4.0 che nel tempo si è spento volutamente per governi precedenti. Ricordarsi che una parte importante delle risorse pubbliche, invece con i provvedimenti che sono già stati in un certo senso pubblicizzati, devono essere allocati per la tenuta del sistema imprese. E infine una riduzione vera del cuneo fiscale, che ha un elemento di contrasto dal punto di vista recessivo, perché evidentemente aiuta questa fase così complessa che ci troveremo ad affrontare a ovviamente mantenere una parte di consumi e a far digerire meglio ovviamente la parte inflazionistica che riguarda i salari. Quindi credo che è giusto trovarsi d'accordo, però ricordare sempre alla parte politica che l'intervento che è in mano alla parte governativa deve costruirsi delle priorità. E io insisto a dire che la priorità del tenuto del sistema economico, quello delle nostre imprese, è in realtà la tenuta del sistema sociale. Grazie, grazie. Infatti penso che in questa fase l'arte del governo è particolarmente complessa, perché bisogna gestire l'emergenza e immaginare progetti e guardare avanti, che è una cosa che insomma non vorrei essere nei panni di chi deve prendere questo tipo di decisioni. Esatto, è un po' di anni, esatto, è un po' di anni e negli ultimi forse 20 anni è stato sempre così. È la situazione, qualcuno ha detto la turbolenza permanente. Quella è una situazione che tutti voi poi siete abituati a vivere quotidianamente quando alzate la clair del vostro impegno nei confronti delle imprese. Do la parola all'onorevole Rubano, prego. Ma innanzitutto stasera segniamo un risultato, un traguardo, al senso di responsabilità che il collega del Partito Democratico richiamava, quindi oggi nasce un trasversalismo che il manuale della buona politica contempla e legittima quando è sano. Quindi questo senso di responsabilità sicuramente è un dato positivo che ci fa immaginare ad un dialogo e quindi una produzione di attività legislativa produttiva. Qualcuno prima parlava intelligentemente con acume anche di formazione del sistema. Io parlerei anche, per facilitare l'accesso al credito, anche lo snellimento della burocrazia, rendere la burocrazia più umana. Guardate, mi viene il mal di testa quando un utente deve attivare un percorso nella pubblica amministrazione. Quindi anche su questo aspetto che il prossimo Parlamento dovrà accendere un riflettore forte, ma essere veramente concreti anche in questa direzione. Da parte mia, da capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze, la disponibilità mia ai soggetti interlocutori, al parterre, ai colleghi di maggioranza e quindi di coalizione e di opposizione, per inaugurare una grande stagione di crescita e di grandi riforme nell'interesse dell'Italia. Grazie. Grazie. La parola al senatore Turco e poi mi aspetto dal Presidente le conclusioni. Prego. Sì, io mi associo innanzitutto alla disponibilità di questo consenso trasversale per andare a costruire un percorso di modifica delle attuali regole. E secondo me oggi va fatto anche un lavoro di modifica anche delle regole europee, cioè le regole della BCE forse dovrebbero essere un attimo riviste, oppure noi andare a considerare un sistema diverso, ad esempio nel caso delle banche di credito cooperativo, dove abbiamo
tante banche territoriali di prossimità che hanno le stesse regole di una grande banca, e quindi andare a fare un sistema duale di diversificazione, così come in Germania, forse aiuterebbe il mondo economico, il mondo anche delle garanzie pubbliche, di accedere anche meglio con un effetto moltiplicatore più alto. Concludo facendo solo un riferimento ad un grande problema che dovremmo risolvere prossimamente: il rischio deterioramento, perché questo sarà il problema prossimo del sistema bancario, del mondo delle garanzie, e forse lì dovremmo intervenire nell'andare un attimo a vedere anche la garanzia pubblica come può intervenire su possibili piani, allungandoli nel tempo, e come la garanzia pubblica può anche salvare migliaia di imprese da quelle procedure nuove che sono entrate in vigore, come la negoziazione assistita e tutte le altre procedure di sovraindebitamento e via dicendo, come queste possono intervenire nei piani di risanamento. Questo potrebbe essere, diciamo, un modo, anche con un percorso anche nuovo che hanno sperimentato anche in altre parti d'Europa, andare a salvare tutto quel capitale umano, quel capitale intellettuale e quelle qualità imprenditoriali che molto spesso ci sono in queste imprese, che oggi sono in una situazione di pre-crisi, che però possono essere ancora salvate. Quindi lasciarle al loro destino forse diciamo sarebbe un peccato. Grazie. Grazie. Presidente. Presidente, diciamo sì, sono molto soddisfatto degli interventi degli onorevoli, dei senatori, indubbiamente per un motivo principale, perché hanno colto la nostra posizione propositiva. Cioè noi abbiamo già fatto un percorso come Fedart, come Federazione dei Consorzi Fidi Italiani, ma in difesa sempre delle 560.000 aziende socie, mettendosi però, essendo sempre siamo passati da una posizione difensiva, dove fino a qualche anno fa si difendeva un qualcosa, a una posizione a vedere il mondo in maniera diversa, essere propositivi per essere all'avanguardia, essere propositivi per non perdere la capacità di continuare a dare le risposte ai nostri soci. Sono stati toccati tanti temi nei 2 giri che ha fatto, che vi posso dire sono temi che già ci sono passati sul tavolo. Dal problema, dalla diversificazione del debito delle nostre aziende socie. Invece un debito bancario, avere un debito diverso, quindi storia dei mini bond e tutto il percorso lì. Più attuale, stiamo lavorando naturalmente assieme all'associazione di categoria di quale sarà l'impatto del famoso rating ESG che avranno le nostre aziende da gennaio, dal 1° di gennaio, no? Fra tanti anni. Ma su quale stiamo lavorando? Su un tema fondamentale che qualcuno di voi ha detto, che è la ponderazione dimensionale. Cioè noi ci riconosciamo, siamo pronti alla sfida di essere, diciamo così, dei traduttori di quelle che continueranno a essere delle regole talmente europee, sovranazionali soprattutto, talmente distanti dalle dimensioni delle nostre aziende, pur essendo la rete, lo scheletro del nostro sistema produttivo, che bisognerà tradurle, bisognerà ponderarle in tantissimi segmenti. Prima ho fatto 2 esempi, dalla capitalizzazione delle aziende, dal problema dell'ESG, dal problema l'impegno ci siamo presi che si diceva anche nella relazione, è quello di
noi portiamo l'informazione, facciamo consulenza, facciamo formazione e l'obiettivo è l'educazione finanziaria, cioè che il socio non ci faccia più quella domanda, gliela dico banale in toscano. È una soddisfazione anche quella, non si percepisce dai numeri dei nostri bilanci, ma c'è. In tutte queste fasi di cambiamento, e poi ne potrei fare anche altri esempi, ci siamo trovati veramente, ci siamo sentiti veramente pure consapevoli di fare il nostro lavoro, però di essere fuori posto. Un vestito legislativo adeguato, e mi sembra che il tavolo a breve si aprirà, ci darà solamente ancora di più la consapevolezza e la possibilità anche di fare investimenti ancora più importanti di quelli che abbiamo fatto fino adesso, anche nel digitalizzarsi tutti, perché c'è un percorso di digitalizzazione importante, ma anche lì lo stanno facendo, l'hanno fatto in tanti confidi, per liberare risorse, per riuscire a stare ancora più vicino alle imprese, non per fare economia di scala, non per migliorare il cost income, ma per stare più vicino alle imprese. Perché insomma il mercato del credito si allontanerà, solo la polarizzazione delle banche indubbiamente creerà dei vuoti che noi per il nostro DNA e per reti distributive siamo ancora in grado di sostenere, di poter continuare. Comunque, ora non voglio tediare, se no mi richiama perché l'intervento. Io ringrazio chi ha accolto il nostro invito, ripeto, la soddisfazione ancora di aver quasi aperto ufficialmente questo tavolo di lavoro, e sicuramente quando saremo al tavolo vi potremo illustrare tante best practices che abbiamo fatto e che potremo fare ancora meglio, sempre a favore delle piccole e medie imprese. Grazie. Grazie a tutti e buon proseguimento di lavori domani. Grazie a tutti.